Buongiorno, sono molto contenta di vedere una classe, i giovani, così giovani sono rarissimi in quest'aula e quindi sono molto felice che siate qui per iniziare questa settimana, questi 10 giorni in cui ci si occuperà della giornata della memoria. Eh, è un'occasione straordinaria sia la settimana dedicata alla giornata della memoria, ma per me anche il fatto di avervi qua, e vorrei segnalarvi anche che facciamo anche altre cose per i ragazzi delle scuole, una in particolare molto interessante che sarà il 25, che è legata all'archeologia e alla storia dell'arte, quindi vi segnaleremo anche quest'altra occasione. Però oggi cominciamo qui, dopo di noi, anzi in contemporanea, c'è la posa delle pietre d'inciampo in Campo Sant'Angelo. Sono d'accordo col Comune che se siete interessati a raggiungerli, a raggiungere il gruppo, posso chiamarli in modo che vi uniate al corteo, alla manifestazione. Lascio la parola a Donatella Calabi, che è nostra diciamo, responsabile di questa occasione. Basta che parli direttamente. O no? No, non è acceso. Allora, prima di tutto vi chiedo scusa se ho gli occhiali scuri, ma sono stata operata ieri agli occhi e devo tenerli. Detto questo, vi vorrei dire soltanto poche parole sulla scelta dell'argomento, che non è così ovvio rispetto all'obiettivo di oggi. La giornata della memoria, per fortuna nostra, a Venezia è celebrata, come diceva un momento fa Giovanna, da moltissime istituzioni e in molti modi diversi. L'Istituto Veneto da molti anni, con grande convinzione, partecipa a queste serie di iniziative organizzate, coordinate dal Comune in vario modo. Si trattava di scegliere un tema per la giornata di oggi che non fosse assolutamente canonico, assolutamente ovvio, come per molti anni sono stati tutti i film che forse avete visto anche voi che siete giovani sui campi di sterminio, Auschwitz, eccetera. La scelta che quando l'Istituto Veneto mi ha chiesto di aiutarli a proporre un argomento, a me sembrava importante proporre, era quello di trovare un argomento che fosse non scontato, proprio perché siccome ci sono tantissime iniziative, il rischio è anche quello di essere un po' ripetitivi il tentativo era di, da un lato, nel nostro atteggiamento, nelle nostre intenzioni, da un lato di proporvi un tema di tipo generale. La storia degli ebrei non è solo storia di disastri, pianti e tragedie, ma è anche di considerare una storia culturale molto lunga in cui gli ebrei hanno anche un aspetto positivo da proporre, e questo è uno degli aspetti che in qualche modo ci ha mosso. L'altra questione importante era quella di ragionare sulla quantità di casi nei quali quello che sicuramente è stata una tragedia generale e che merita la riflessione e la non indifferenza, come spesso ci ha richiesto la senatrice Liliana Segre, cioè appunto il problema della Shoah, qualche volta abbia prodotto dei casi nei quali la vita delle persone ha sicuramente subito un dramma importante, ma non ha avuto come esito necessariamente e soltanto la conclusione di tragedia, cioè la morte ad Auschwitz o negli altri campi di sterminio, ma ha toccato la vita delle persone in modo anche, può aver toccato la vita delle persone in modo anche molto drammatico, ma che in qualche modo ha deciso di un loro destino che non era quello scontato e pensato fin dall'inizio. Queste erano un po' le considerazioni che avevamo fatto in partenza quando mi è stato chiesto di ragionare e di provare a proporre un tema per la giornata di oggi. Con Giovanna, voi siete troppo giovani probabilmente per ricordarvelo, ma forse qualcuno di voi è abbastanza cinefilo,
per ricordarsi un film che secondo me è molto bello, che è Sliding Doors, un film di Peter Howitt del 1989 e poi di un altro di Woody Allen del 2005 che si chiamava Match Point. Sono due film che hanno posto il problema del destino e della casualità del destino e anche della possibilità o meno di facilitare il destino. Questo tipo di questioni ci si è posto in mente quando, ragionando con Giovanna, abbiamo detto potremmo dare come titolo alla nostra giornata quello di Sliding Doors. Che cosa, ve lo racconto brevemente perché probabilmente non avete visto il film essendo molto giovani. Il film pone il problema della casualità di un destino. Nel caso specifico si tratta di una giovane fanciulla la quale corre, dopo un episodio drammatico della sua vita, corre a prendere la metropolitana e si trova alle porte scorrevoli. Sliding doors in inglese significa porte che scorrono. Lei arriva alla porta della alle porte scorrevoli della metropolitana e la storia si sdoppia. Se lei entra nella metropolitana, la storia si svolge in un certo modo; se lei non riesce ad entrare perché le porte si chiudono, la storia si svolge in un modo diverso. Nel film di Woody Allen invece tutto questo avviene con una pallina da tennis. La pallina da tennis arriva sulla rete, se la pallina cade da una parte o dall'altra, le storie hanno un esito differente. Perché vi dico tutto questo? Perché appunto esistono dei casi nei quali il destino che sembrava segnato di alcune persone, e in particolare torniamo alla questione degli ebrei e del 38 e delle leggi razziali, potevano finire ad Auschwitz oppure potevano finire in un modo diverso. Fatta questa premessa, proprio in quel periodo esce un libro, un racconto inedito di Andrea Camilleri. Io non so quanti di voi conoscano e abbiano studiato Camilleri. È un autore che a me piace moltissimo e che vi consiglio moltissimo di leggere se non avete letto. Nel caso specifico questo autore è morto 3 anni fa. Nella fattispecie questo racconto era inedito, è uscito nel novembre del 2022, cioè quando noi stavamo discutendo di queste cose, ed è un racconto autobiografico che racconta la storia di Camilleri quando era ginnasiale, come voi. Faceva presumibilmente la 4ª ginnasio nell'anno scolastico 1937-38 e lui racconta la vita quotidiana la sua vita quotidiana all'interno della classe, descrivendo un prete che era l'insegnante di religione che sembrava un armadio, la professoressa di scienze di cui fa un po' la caricatura, che era cattivissima e che comincia a fare l'appello tutti i giorni. Si usava nel 37-38, non credo che oggi lo facciate nello stesso modo, fare l'appello tutte le mattine. Fare l'appello significava chiamare per cognome tutti gli studenti in ordine alfabetico, tanto che anche i ragazzi si chiamavano sempre per cognome e non per nome, salvo i rarissimi casi nei quali i ragazzi facevano molta amicizia. Lui è stupito, ma racconta questo fatto, dopo neanche un mese e mezzo di scuola, già chiama per nome questo Samuele, che dà il titolo al nostro racconto, mentre gli altri erano tutti chiamati per cognome. Fanno un'amicizia notevole. Una delle ragioni per cui fanno amicizia è anche il fatto che sono entrambi esonerati dalla religione, cosa che all'epoca era un fatto rarissimo, e essendo esonerati dalla religione poi si divertivano, giocavano a calcio fuori dall'aula scolastica, facevano i dispetti, venivano richiamati dalla professoressa di scienze e dai professori in generale, insomma una vita quotidiana di una classe di ginnasio. Siamo nel 1937-38. Nel settembre del 38 esce il primo editto che Mussolini legge dal balcone del municipio di Trieste, in cui si stabilisce che gli studenti, i professori, il personale non docente ebreo non può più andare a scuola.
e quindi gli studenti vengono mandati fuori da scuola. Poi nel novembre dello stesso anno 38 escono le cosiddette leggi razziali, in cui si stabilisce che gli ebrei non possono più accedere a nessun lavoro e sono oggetto di persecuzioni. Ma quello che è interessante nel racconto di Camilleri è che lui per la prima volta, da ragazzo 14enne, 15enne, che va al ginnasio, percepisce che cos'è il fascismo e che cos'è la persecuzione antisemita. Non ne sapeva niente e se ne accorge attraverso il modo come i professori trattano il suo amico preferito in classe. Quindi un racconto di come questa professoressa, portando in classe una certa rivista che si chiamava Il Quadrivio, che era una rivista fascista molto nota, la leggeva in classe e ogni volta se la prendeva con questo povero studente, tra l'altro facendolo sedere con una seggiola voltato contro il muro, in modo che sentisse tutto quello che si diceva ma senza essere in mezzo agli altri studenti. Ci sono anche delle altre annotazioni molto vivaci. Il fatto che, interdetto da tutti questi episodi, lui va da suo papà e dice: ma com'è sta storia? Suo papà, che era un fascista, lui lo definisce fascista, tutto marcia di Roma. E suo papà gli dice: ma questa professoressa è un pallone gonfiato, se il tuo amico Leli, Samuele detto Leli, è simpatico, è carino, continua a fare amicizia con lui, lo autorizza, ma invece la mamma sgrida il papà perché autorizza a trattare male i professori, insomma a trattare male, avere un rapporto di disprezzo nei confronti dei professori, insomma episodi della vita quotidiana molto molto vivaci, raccontati con una freschezza e con una leggerezza come Andrea Camilleri. Per questo prima vi dicevo, se non lo avete letto, leggete anche altri racconti, perché Camilleri è assolutamente un autore che a me pare molto molto parlante delle cose della vita quotidiana e non solo, in modo leggero e vivace. Nel caso specifico, ma è sempre così, Andrea Camilleri è stato prevalentemente pubblicato da Sellerio, e anche questo racconto è pubblicato da Sellerio, che è questo editore di Palermo che pubblica con librini piccoli, ha pubblicato molti dei racconti di Andrea Camilleri. Ha un linguaggio difficile e proprio per questo crediamo che sia importante farne una lettura, e abbiamo chiesto ad Angelo Callipo, che è particolarmente che è attore di formazione, oltre che essere insegnante di teatro alla Vogaria, di leggervene alcuni passi. Io credo che il racconto è un racconto breve, meriti veramente di essere letto da voi. Vi invito a leggerlo, sentirlo leggere da il nostro interlocutore oggi credo che sarà particolarmente utile. Come vi ripeto, perché rispetto alla giornata della memoria, rispetto al fatto che per la prima volta un ragazzo prende atto di che cosa vuol dire antisemitismo e si accorge di tutta questa vicenda. Il racconto finisce bene ed è la ragione per cui vi dicevo all'inizio, noi abbiamo voluto anche presentarvi una storia non soltanto di tragedia. Finisce bene nel senso che i due ragazzi vivono insieme per un intero anno scolastico, poi ci sono le vacanze, ciascuno va a fare le vacanze in posti diversi, si ritrovano l'anno dopo, che è il 1938, anno scolastico 38-39, sono uscite quelle leggi di cui vi ho detto, l'editto letto da Mussolini e poi le leggi razziali. La professoressa di scienze, che è sempre la stessa, entra in classe e dice bisogna dire che il papà di questo Samuele faceva il capostazione. Entra leggendo sempre la solita rivista Quadrivio e gli dice finalmente tuo papà, che è un capostazione, non farà più il capostazione, non potrà più far deragliare i treni. Non è mai successo, ma potrebbe succedere. Cioè ci sono delle frasi veramente allucinanti se le leggete, perché appunto non è mai successo che il capostazione abbia fatto deragliare i treni, ma potrebbe essere.
perché è un ebreo, e cose di questo genere. Fatto sta che così comincia l'anno scolastico, fino a che nel novembre vengono emanate le leggi razziali. A questo punto la professoressa entra in classe e gli dice: mio caro, tu non puoi più venire a scuola. I due capiscono che dal giorno dopo la loro vita cambia, e il Camilleri racconta che lui va a accompagnare alla corriera. Evidentemente questo suo compagno non abitava proprio in centro a Palermo, quindi lo accompagna alla corriera e hanno la percezione chiarissima che quel saluto è l'ultimo saluto che si fanno. Il giorno dopo Camilleri va ancora a cercare a casa il suo compagno e gli dicono che il capostazione è partito, ma non si sa dove sia andato, e poi non ne sa più niente. Quindi viceversa cominciano ad arrivare le notizie che gli ebrei sono finiti in campo di concentramento. Lui non ne sa più niente, sa che gli ebrei in generale sono finiti in campo di concentramento, in campo di sterminio, e non sa più niente del suo amico. A distanza di 40 anni, in un teatro di Roma, in cui nel frattempo Camilleri è diventato un uomo molto famoso e dirige una commedia, in un teatro di Roma in cui dirige la commedia, la cassiera gli dice: guardi, c'è un signore che l'aspetta lì sul divanetto. E lui, finita lo spettacolo, va a vedere questo signore e gli dice, e questo signore gli dice: ma tu, ma lei si chiama Andrea Camilleri e viene da Porto Empedocle in provincia di Agrigento? E lui risponde: sì, ma lei chi è? Io sono Samuele, detto Leli. Samuele di Porto, detto Leli. I due si commuovono, ma non si erano riconosciuti a distanza di 40 anni. Si commuovono moltissimo, sono emozionatissimi, finisce il racconto semplicemente che uno mette la mano sul ginocchio dell'altro. Quindi noi non sappiamo che cosa è successo in quei 40 anni a Samuele. Sicuramente la sua vita e quindi il suo destino è cambiato moltissimo rispetto a quando andava a scuola. Certamente la vita è stata drammatica per lui, ma in fondo la situazione poi è finita bene. Allora, questa riflessione che vi proponiamo è quella anche relativa al destino, le incognite del destino, che cosa può succedere e come la questione complessiva della tragedia della Shoah non è soltanto quella dei campi di sterminio, è anche quella delle vite che cambiano, delle vite che sono sicuramente toccate da interruzioni fortissime nella vita sociale, il caso specifico, nella vita di relazioni, nella vita professionale, per quelli che già avevano cominciato una professione. Quindi un insieme di questioni che non è soltanto la storia specifica del campo di sterminio, sulla quale vi invitiamo a riflettere. E con questo darei la parola ad Angelo per la lettura. Io mi appresso subito alla lettura, volevo solo dire due cose. È stato detto tutto ed è stato detto anche qual è il senso, no, di questo racconto, che tra l'altro si intitola La guerra privata, proprio come se Samuele conducesse un conflitto suo. Adesso lo leggiamo, come ha detto giustamente la dottoressa Calabi, è un estratto perché il racconto è breve ma è lungo per una lettura, diciamo, dal vivo così come la stiamo per fare adesso, per cui diciamo è un estratto, nel senso che leggiamo tutto il racconto però saltando alcune parti. Infatti sono stato contento che la dottoressa alcune cose le ha dette, perché nel racconto vengono un po' saltate. Seguiamo un filo logico di tutto il racconto, chiaramente, ma per esempio la parte in cui Samuele parla col padre non la sentirete, perché insomma si poteva un po' evitare. È divisa in 4 capitoletti il racconto, quindi un racconto breve ma sostanzioso al tempo stesso, va bene? Io la lingua, come si diceva prima, è una lingua un po' particolare, mi piace l'espressione parlante perché è una lingua che arriva molto anche con i suoni. Io spero di farvela sentire e di farvi seguire il racconto. Quindi mi sposto lì, perché così per leggere sono all'impiedi. Ed è sempre meglio stare un po' all'impiedi, così il fiato esce meglio.
Alla prima ginnasio i miei compagni si chiamavano, seguendo il rigoroso ordine alfabetico del registro, Aiaimo, Burgio, Butticè, Camilleri, Carmina, Costanza, Crispino, D'Amico, Di Porto. Io, tempo 3 mesi, addiventai amico stretto di Di Porto e perciò passammo dal cognome al nome. Lui mi chiamava Nenè e io lo chiamavo Leli, che era il diminutivo di Samuele. Come fu che io e Leli addiventammo amici? La faccenda principiò verso la metà del secondo mese di scuola, quando alla prima ora s'appresentò il nostro professore di religione Don Angelo Ramazzo, che aveva sostituito a quello vecchio andato in pensione. Appena che trasi in classe tutti ne sussimmo a dritta sull'attenti, come si usava. Lui ci attaliò a lungo, fermo sulla porta, con una torva espressioni come se l'avevano pigliato a male paroli. Poi fece il saluto romano, si andò ad assettare in cattedra, raprì il registro e accomenzò l'appello. La regola era che chi veniva chiamato si doveva sussiri, dire presenti e assettarisi. Tutto filò fino a quando arrivò a Di Porto. Di Porto Samuele, presente, e Leli feci per assestarsisi. No, resta in piedi. Si mise fisso a tagliarlo, poi spiò. Tu sei ebreo? Leli, che non s'aspettava la dimanna, germò. Beh, rispondi, no? Sei ebreo o no? Non lo so. E che significa non lo so? Vuoi fare lo spiritoso? No. Va bene, siediti. Del tuo caso ne parlerò col preside, ma tu intanto informati con tuo padre se sei ebreo o no. Sono certo che ti dirà di sì. Del resto, basta guardarti in faccia. 3 giorni appresso, Don Ramazzo, rifacendo l'appello, arrivò ancora a Di Porto. Ti sei informato con tuo padre? Sì. Sei ebreo? Sì. E dillo ad alta voce. Che cosa? Che sei ebreo. E sono ebreo. Più forte. Sono ebreo. Più forte ancora. Sono ebreo, gridò Leli. Ma la voce gli si strozzò. Fu chiaro a tutti che si teniva a forza dal mettersi a chiangere. Ma era proprio quello che voleva Don Ramazzo, che si mettesse a chiangere. Basta, mi sentii dire a voce altissima. E subito appresso averlo detto mi scandai. Ma quel basta mi era nisciuto dal cori. Non avevo potuto tenerlo. E chi ha parlato? Io fici sussennomi e maledicendomi. Sei anche tu un ebreo? No. E tu, che sei cattolico, non lo sai cosa hanno fatto gli ebrei a Gesù nostro Signore? No. Sei battezzato? Sì. E il tuo parroco non te ne ha parlato? No. E ha fatto male. Sono stati gli ebrei ad ammazzare Gesù. Questa razza maledetta ha le mani sporche del suo sangue. Loro lo hanno fatto mettere sulla croce e ora, non contenti, tramano contro il nostro duce, d'accordo coi massoni, congiurano contro il fascismo. Tremava tutto di raggia. Gli vinni un attacco di tosse, sputò in terra e poi ha rivolto a Leli: stesse a me, ti butterei fuori dall'aula a calci nel sedere, ma il preside non ha ancora preso una decisione. Si interrompì. Si rivolgì al compagno di banco di Lelo: tu Scibetta, alzati e vatti a sedere in quel posto libero del terzultimo banco. Scibetta pigliò i libri e quaderni e si spostò. Tu Camilleri, vatti a sedere al posto di Scibetta. Così in un unico banco abbiamo l'ebreo e l'amico dell'ebreo. Potevamo non addiventare amici? Poi invece arrivò la professoressa di scienze, la signorina Ersilia Zarcuto, autasi e no 1,45 m, aveva i baffi, le gambe storti e un paio d'occhiali a funno di bottiglia. S'appresentò vestuta in sariana con la M di Mussolini che la ballava in mezzo alle minne, che era la divisa delle femmine fasciste. Il primo giorno di lezioni, dopo avergli fatto il saluto romano, ferma sulla posta spiò. Chi è l'ebreo? Che camurria, pensai. Io, ha rispondi Leli sussennosi.
«Ingrassia!» gridò la professoressa Zarcuto. Il bidello s'appresentò correndo. «Comandi, portatemi una sedia». «Ma sopra la cattedra la sua sedia c'è già, ne voglio un'altra subito». Il bidello s'arricampò con la sedia. «Mettetela in fondo all'aulo con lo schienale rivolto verso di me». E Ingrassia eseguì. «L'ebreo vada a sedersi su quella sedia». Lelli si annò ad assettare, mettuto a così, aveva davanti il muro. La professoressa acchianò nella cattedra. «Seduti, sono stata informata di questa incresciosa situazione da Don Ramazzo. Tu, ebreo, ogni volta che ho lezione qua, prima che io entri in classe devi andarti a sedere su quella sedia e restarci per tutta l'ora. Mi hai sentito, ebreo?» «Sì», fece l'italiano il muro. «E t'avverto che, visto e considerato che il preside non riesce a prendere una decisione, io e il camerata Don Ramazzo ci siamo messi a rapporto con il federale. Questo sconcio della tua presenza in classe deve finire una volta per tutte». E io la odiai. Tra una lezione e l'altra c'erano 5 minuti di intervallo e tutti si innescivano per andare al cesso. I più per fumarsi una sigaretta a mucciuni, gli altri per passeare nel corridoio e tagliare attraverso le porte aperte le compagnuzze che ristavano in classe durante l'intervallo. «Padre Ramazzo, la tabacchiera si scordò», disse a Leli. Don Ramazzo teneva sempre a portata di mano sopra alla cattedra una tabacchiera di ligno. Senza dire né ai né bai, Leli si avvicinò alla cattedra, affirrò la tabacchera e se la mise in sacchetta. «E per chi l'hai fatto?» gli chiesi. «Boh», mi rispose Leli. Alla terza ora avevamo scienze. La professoressa Zarcuto trasì, tenendo in mano la vurzetta, un foglietto e una rivista. Pigliò il gessetto e cominciò a riportare il disegno che aveva nel foglietto. Addisegnati sopra la lavagna ci stavano come 6 longhi serpenti. Sapete cos'è questo? È il tracciato delle linee ferroviarie che partono dalla stazione di Montelusa, la stazione che dipende dall'ebreo di Porto, padre del vostro compagno Samuele. Qui dove queste linee si incrociano c'è uno scambio che permette a un treno di passare da un binario all'altro. Se lo scambio non viene azionato a tempo, mi sapete dire quello che succede? Che il treno resta sullo stesso binario, fici Trifella, il primo della classe. Bravo! E questo può provocare uno scontro con un altro treno che procede in senso inverso, chiaro? Sì. Ora vi faccio notare che a dare gli ordini agli addetti agli scambi è il capostazione. No, feci una voce. Chi ha parlato? Io, a rispondì la voce dal fondo della classe. Era stato Leli. Ah sì? Secondo te le cose stanno così? E chi li dà gli ordini, spiò a sfida la Zarcuto? Il capomanovratore, a rispondì Lili. E da chi dipende il capomanovratore? Dal capostazione, fici Lili. Lo vedete, ragazzi, com'è fatta questa razza maledetta? Combinano il disastro, il deragliamento, centinaia di morti, migliaia di feriti e hanno la faccia tosta di dare la colpa agli altri. Scusate, ma quando è che è successo che il treno deragliò? Spiò incuriosito e scandato un compagnuzzo che ogni mattina per venire al ginnasio pigliava il treno. Non è ancora successo, ma può succedere se lasciamo che gli ebrei abbiano ancora posti di responsabilità altro che un semplice deragliamento. Stamattina, mi spiò Leli, riportai la tabacchiera di Don Ramazzo. Ah, e che ci facisti? Chiesi. Ci misi dentro una miscela. E di che? Pipironcino e pipinivoro macinato fitto. Ma così si inadduni dall'odore? No, ci lassai dintra un'anticchia di tabacco. Ah, 2 orate appresso successe una specie di finimondo. Da corridoi arrivavano voci concitate, eppure le bestemmie del bidello d'Ingrassia. «E va a vedere che succede», disse il professore a Trifella. Quello tornò dopo 5 minuti. «Stanno portando Don Ramazzo all'ospedale». E perché? Mentre faceva lezioni in seconda B, si è fatto una presa di tabacco. Ha cominciato a sternutire e non riesce più a fermarsi. Non ce la fa a respirare. «Ah», fece il professore, «continuiamo la lezione». «E uno», mi disse a voce vascia Leli.
lo tagliai imparpagliato. E chi sarebbe il secunno? La secunna, mi feci Leli. Poi vinni il giorno dell'esperimento e Lele non teneva il permesso di stare nel laboratorio di scienze. Arrivata a metà della sora, la professoressa Zircuto andò a aprire un armadio. Pigliò una boccetta, dentro alla quale ci stava una sostanza che pariva una gazzosa. Tutta la classe stava col respiro sospeso. Dentro a questa boccetta c'è acido cloridrico, dice la professoressa. E questo tubicino di vetro che ho in mano si chiama pipetta. L'esperimento consiste nel mutare in acqua e sale l'acido cloridrico. Basterà che io metta in bocca un poco di acqua e attraverso la pipetta la trasferisca all'interno della boccetta contenente l'acido. Come vi è facile capire, devo badare bene a espirare, perché se inspiro berrei l'acido. E c'è pericolo di morte? Spiò ansioso il solito Trifella. La Zarcuto sorridì. Di morte no, ma potrei ostinarmi. Per questo vi prego di stare immobili durante l'esperimento e di non fare rumori improvvisi, d'accordo? D'accordo, fece in coro la classe. Aveva appena cominciato a soffiare che un'esplosione terribile ci assordò a tutti. Qualcuno da fuori aveva lanciato un petardo dentro l'aula. Pensai immediato che era stato Leli. Poi si sentì la voce di Trifella: la professoressa, oddio, la professoressa! La Zarcuto, con le due mani serrate attorno alla gola, stava facendo una specie di balletto. Ghittava una gamba di qua, una gamba di là, scomposta, e ogni tanto firriava sopra se stessa come una trottola. Era diventata viola in faccia e le ammancava il respiro. Dopo, di colpo, cadì in terra assintomata. E mentre mezza classe restava paralizzata dallo scanto, l'altra metà corrì fuori in cerca d'aiuto. Io ero nisciuto in testa a tutti e grandi fu perciò la mia meraviglia quando vitti a Leli nel corridoio che parlava col bidello. Allora non era stato lui. Che fu? Mi spiò infatti. La professoressa Zarcuto sta molto male, dissi al bidello mentre venivo raggiunto da tutti gli altri. Il bidello si apprecipitò e i compagni appresso a lui. È scoppiato un petardo mentre che la Zircuto principai a contare a Leli. Ah, davvero? Feci lui. Il tono non mi persuadì. Lo tagliai negli occhi e ricambiò la tagliata sorridendo appena. Poi l'anno scolastico 37-38 finì, tutti e due eravamo stati promossi e perciò durante l'estate restammo separati perché Leli andò a passare le vacanze in Calabria, nel paese di montagna dove era nasciuto suo padre e dove c'erano i nonni. Quando passate le vacanze la scuola riaprì, Leli e io pigliamo posto nello stesso banco. I professori non erano cangiati, ma alla prima lezione della Zarcuto ne facemmo persuasi che la professoressa non solo non aveva cangiato opinioni su Leli, ma anzi aveva ripigliato quell'atteggiamento sfottente che per un'anticchia era stata obbligata a mettere da parte. Infatti, appena settata in cattedra, tirò fuori una rivista e ce la mostrò. Questa rivista si chiama La difesa della razza. Prima di ogni lezione ve ne leggerò un articolo, perché sappiate che abisso di infamia e di degenerazione sono gli ebrei. Verso la fine di novembre la professoressa Zarcuto si presentò in classe e aprì la solita rivista nelle 2 pagine centrali che erano tutte addisegnate. Questi disegni illustrano efficacemente i provvedimenti presi dal Consiglio dei Ministri nei confronti degli ebrei. Ve li leggo. Essi non potranno più prestare servizio militare, esercitare l'ufficio di tutore, essere proprietari di aziende interessate alla difesa nazionale, essere proprietari di terreni e fabbricati, avere domestici ariani, eccetera, eccetera, eccetera. Questo significa, allievo di Porto, che tuo padre non potrà più lavorare da nessuna parte e che finalmente non vedrò più davanti a me la tua orrenda faccia di ebreo. Alla nisciuta della scuola, Leli mi accompagnò alla correra, ma non arriscennemmo a parlare di niente. Solo al momento di salutarini gli spiai: «Ma tu domani vieni a scuola?» «Non lo saccio», mi rispondì. Quando la correra partì mi voltai. Leli era fermo, mi salutava col braccio isato, agitando la mano. L'indomani non vinni a scuola.
Alla fine delle lezioni mi apprecipitai alla stazione, tuppiai alla porta delle abitazioni, nessuno mi venne a rapire, spiai a uno delle ferrovie e quello mi disse che il capo stazioni con la famiglia se ne era partuto quella mattina stessa, ma non sapeva per in dove. E io non seppi più niente di Leli. 42 anni appresso, trasenno una sera in un teatro di Roma, in dove si rappresentava una commedia con la mia regia, la cassera mi indicò un uomo assettato sopra un divanetto. Quel signore è da mezz'ora che la sta aspettando. Era uno della mia stessa età, vestito eleganti. Mi ci avvicinai, voleva parlarmi? L'uomo si sussì. Lei è Andrea Camilleri, detto Nenè, nato a Porto Empedocle? Aveva un accento straniero. Sì, sono io. E lei? Chi è? Sono Samuele di Porto, detto Leli. Restammo immobili. Non riuscivamo a cataminarici. Ci tagliavamo, occhi negli occhi, e vedevamo l'uno dintre alle pupille dell'altro passare la sorpresa, la commozione, la gioia. Ci assettammo quasi contemporaneamente perché le gambe ci erano addiventate di ricotta e non ci reggevano a dritta. Poi Leli posò una mano sopra il mio ginocchio e io misi la mia mano sopra la sua. Grazie. Non so se avete domande, io ho trovato questa lettura molto... Avevo letto il testo, ma mi sono molto commossa, è proprio bella. Naturalmente avete sentito, la lingua non è difficile, ma è siciliano. Non so se avete capito tutto, ma immagino di sì, perché è un modo di raccontare così diretto, così... Certo. Se posso dire, io chiedo scusa, io non sono siciliano, quindi anche per me è stata una prova, no, su questo tipo di lingua, che però, come diceva Giovanna, è una lingua che si sente, no? Cioè, al di là della singola parola in sé, il senso è chiaro perché suona, no? È risonante, è vera. Ecco, volevo chiedere scusa a chi fosse eventualmente siciliano, mi avesse sentito dire delle mortificanti parole, insomma, ecco. Talia. Talia. Talia vuol dire guardare. Ed è una cosa, io non sono siciliano, ma sono napoletano, quindi insomma appartengo a questa grande, come dire, per esempio nel mio dialetto tagliare significa tutta un'altra cosa, significa aspettare, a far passare il tempo. Non so. Magia e bellezza dei dialetti, è chiaro. Vi fa piacere chiedere qualcosa? Avete qualcosa da chiedere? Non è necessario commentare. Avete esperienze di grandi amicizie fra di voi, immagino. Questa è la base di tutte le storie. Vabbè, se no, non è obbligatorio. Non è un'interrogazione. Non è un'interrogazione. Va bene, allora se volete chiudiamo qui. Ringraziamo la professoressa Calabi per questa bellissima introduzione così ampia e il professor Angelo Callipo per questa lettura appassionata e appassionante. E se vi fa piacere raggiungere il gruppo che sta deponendo le pietre d'inciampo, chiamo quelli del comune, sono qua vicino, quindi si possono raggiungere con facilità, e se no
vi salutiamo e tanti saluti. Grazie ancora. Grazie. Grazie.